Sono Jacopo Berti, ho 31 anni. Sono Enrico Chiuso, ho 38 anni. Sono Manuela Provenzano, 41 anni. Sono Valente, ho 43 anni. Sono Claudio Olivetti, sono un avvocato. Sono Simone Scarabè, ho 32 anni. Sono Baldina Erica, ho 25 anni. Sono Silvana Velladelli, arrivo da Verona. Rinaldo Verardo, 43 anni. Sono Antonio Candiello, ho 50 anni. Tra queste 10 persone verrà scelto tra poche ore il candidato presidente alla Regione Veneto del Movimento 5 Stelle, una votazione online aperta a tutti gli iscritti al portale, abilitati al voto e residenti nella Regione Veneto. Domani a Padova la presentazione ufficiale del vincitore e domani si preannuncia giornata calda anche per la Lega. È in programma infatti nella sede regionale della Liga Veneta, Noventa Padovana, il Consiglio nazionale. Una Lega in subbuglio dopo che il segretario Flavio Tosi ha confermato il desiderio che si facciano le primarie del centrodestra per scegliere il leader nazionale e che per quelle primarie è deciso a candidarsi anche contro il segretario del suo partito, Matteo Salvini. Inoltre Tosi dovrebbe sottoporre al Consiglio anche la sua volontà di presentare alle regionali una lista civica col suo nome. Lo statuto le consente, afferma Tosi, mentre Salvini e il sindaco di Padova Massimo Bitonci le escludono. Sarà il Consiglio nazionale che è l'organo che decide su questa materia per statuto, quindi sarebbe l'organo decisionale della Regione del Veneto per la Lega Nord. Ci confronteremo ovviamente anche con Luca Zaia, perché è giusto che si decida con lui la squadra o le squadre, e ne parleremo anche con Salvini. Nel centro-sinistra invece la candidata presidente Alessandra Moretti ha in programma per il fine settimana una serie di incontri sul territorio con la campagna elettorale ormai lanciata. Inoltre nella mattinata di sabato parteciperà a Padova la direzione regionale del Partito Democratico e poi sarà in Polesine ad Arquà per un convegno sull'utilizzo dei fondi europei per il prossimo quadriennio.